camminando per scoprire la memoria storica di un noto bandito che nel 1800, qui alla fine dell'Ottocento, insomma, batteva questa zona. Sulle orme del bandito Linzas. È un sabato mattina di novembre. 4 amici, non più giovani ma ancora animati dalla curiosità di un tempo, si ritrovano ai piedi di una montagna del Basso Sulcis. Oggi l'impresa è speciale: seguire le tracce del bandito Linzas e cercare la grotta che, secondo la leggenda, fu il suo rifugio. Il cammino parte da Medauis Cadonis, piccola frazione di Perdascius. Qui gli antichi Ismedaus, un tempo vivi di famiglia e lavoro, giacciono oggi quasi muti, come pagine ingiallite di un diario dimenticato. Le case sparse e il maestrale, riparato dalle alture che dominano il paesaggio, raccontano una Sardegna antica, dura e affascinante. A guidarci è l'amico che ha trascorso qui la sua giovinezza. Per lui questi sentieri non sono solo strade, sono ricordi scolpiti nella memoria. Seguiamo il suo passo sicuro mentre la salita si fa più intensa. Il terreno smosso dai cinghiali, i corvi che ci sorvolano, ogni segno ricorda che qui la natura è l'unica padrona. Ci spostiamo in diagonale lungo il fianco della montagna, seguendo un solco naturale che sembra indicarci la via. A metà percorso riemerge il vecchio tracciato dei carri trainati dai buoi, quasi inghiottito dalla macchia mediterranea. Poco più avanti appare la grotta di Crabbì, antico rifugio per capre, e poi le chiudente, i muretti a secco che un tempo segnavano i confini dei terreni. È quasi mezzogiorno quando raggiungiamo la nostra meta, la tana del bandito Linzas, un nome che, da solo, evoca storia di un fuorilegge temuto e rispettato. Non possiamo entrare nella grotta, ma con il drone riusciamo a esplorarla dall'esterno. E mentre scorrono le immagini, sembra quasi di percepire ancora la presenza del vecchio bandito. La storia, però, non finisce qui. Continuerà nella prossima puntata.